Ciao! In 30 secondi ti spiego come funziona Mercatino. Puoi esporre gratuitamente i tuoi oggetti in quanto vendita. Puoi incassare i soldi dal primo giorno del mese successivo alla vendita. Ti offriamo anche valutazioni gratuite a domicilio ed un servizio di trasporto veloce ed economico. Ehi, da noi puoi acquistare scegliendo tra una vastissima gamma di oggetti, risparmiando tantissimo. Con Mercatino Franchising ci guadagni sempre. Você sabe o valor do GT. Você tem a mão calejada. Você sabe fazer feijoada. Você vai lá toda molhada. Não tá nem aí pra dinheiro. Vem Maria, faz o pandeiro. Pra você tudo é fevereiro. Vamos lá! Ben ritrovati amici a questa nuova puntata di Giovedì Sport. Anche questa settimana toccheremo varie discipline sportive del nostro comprensorio e allora cominciamo subito spostandoci in Alta Padovana. Abbiamo infatti degli scacchi, se ne sente parlare nel nostro comprensorio, riferendoci ad esempio a Marostica, la partita a personaggi viventi, partita a scacchi molto conosciuta, ma ci sono vere e proprie squadre e competizioni che si sfidano in tutta Italia e in tutto il mondo. Incontriamo gli amici scacchisti di Padova, intervistati per noi dalla nostra Ilaria Bernardini.
Siamo in compagnia di Misha Scacchi Padova, un circolo di scacchi. Siamo con Sergio Ventura, presidente del circolo, Roberto Scagnuzzi, segretario, e un giovane giocatore, Edoardo Martinello, insieme al suo papà. Questo tipo di attività è un'attività molto particolare che richiede molta preparazione. Questo circolo tenta di appunto preparare questi ragazzi per questa attività e anche di dare loro una certa cultura nel loro ambito. Inoltre questo circolo ha anche un nome molto particolare. Sì, il nome Misha è stato scelto da me dopo parecchio tempo di riflessione per quando ho deciso di fondare questo circolo. E deriva dal nome Mikhail Tal e Mikhail Botvinnik, che sono due grandi maestri, ex campioni russi, campioni del mondo, e nello stesso tempo ha anche una particolarità, è un acronimo. Misha sta infatti per Mind in Chess Adventures, che significa la mente nelle avventure scacchistiche. Quindi abbiamo scelto questo nome particolare proprio per dare una connotazione del tutto particolare al nostro circolo. Inoltre, come mi avete detto precedentemente, avete anche delle collaborazioni con le scuole, questo perché appunto volete far conoscere questa attività e inoltre dà molti benefici. Cosa potete consigliare a delle persone che potrebbero cominciare questa attività? Sì, certo, noi ci proponiamo anche alle scuole perché riteniamo, appunto, come ho detto prima, il gioco degli scacchi non soltanto un gioco, e riteniamo che abbia grandi valenze sotto vari punti di vista. In effetti, per giocare bene a scacchi bisogna avere attenzione, concentrazione, bisogna avere capacità di calcolo, bisogna essere in grado di mantenere una elevata concentrazione anche in momenti di forte tensione. Quindi da questo punto di vista riteniamo che la diffusione del gioco degli scacchi all'interno delle scuole possa essere una disciplina veramente significativa, veramente importante. Da questo punto di vista il nostro intervento vuole essere sempre maggiore nelle scuole non soltanto superiori, ma soprattutto nelle scuole elementari e medie. Nel vostro circolo non cercate solamente di implementare la tecnica dei ragazzi, ma anche di dare una certa cultura. In che modo cercate di fare questo? Questo lo cerchiamo di fare cercando di collegare, in qualche caso, gli scacchi è un gioco che richiede previsione, che richiede calcolo, e quindi evidentemente da questo punto di vista il collegamento con discipline scientifiche, con discipline come la matematica, con discipline come anche l'informatica è certamente molto forte. Voglio ricordare anche un'ultima cosa, che a differenza di molti altri sport, di molte altre attività sportive, il gioco degli scacchi può essere giocato da piccolissimi, da bambini dai 6 anni o anche 5 anni in qualche caso, naturalmente seguiti opportunamente, fino all'età di 90 o più anni. Quindi veramente è un gioco che ti accompagna per tutta la vita. A questo proposito abbiamo qui con noi anche Edoardo Martinello, un giovanissimo giocatore che ha iniziato a giocare appunto da molto piccolo. Da quando hai iniziato a giocare e cosa ti è piaciuto di questa attività? Ho cominciato a 7 anni e mi piace il gioco, diciamo, e il modo di giocare. E so che anche fra poco parteciperai alle nazionali di scacchi. Sì. Sei emozionato per questo? Beh, no, perché è anche la terza volta che vado alle nazionali, quindi sono un po' abituata. Benissimo, allora ringrazio il Misha Scacchi Padova e facciamo un in bocca al lupo a Edoardo per le sue nazionali e ridò la linea allo studio. Entra nel vivo la stagione legata al calcio a 5 in Veneto, ma non solo, anche a livello nazionale, perché siamo nella fase conclusiva proprio del campionato tricolore. Noi abbiamo intervistato il responsabile del calcio a 5 per quanto riguarda la regione Veneto, Antonio Peron, ai microfoni del nostro Stefano Testoni. Siamo con Antonio Peron, responsabile del calcio a 5 Veneto. Con Antonio andremo subito a parlare di movimento, numeri. Il Veneto, il futsal fa sempre da padrone, uno sport che di anno in anno ha numeri importanti, specie di praticanti. Dove vuole arrivare questo sport? Dove vuole arrivare non lo so.
vedremo cosa faremo da grandi, come si usa dire. Certamente se ci raffrontiamo con i numeri del futsal nel Veneto siamo in una posizione, come dicevi giustamente, di primo ordine a livello nazionale, perché con 150 società partecipanti ai vari campionati e oltre 200 formazioni che settimanalmente scendono in campo, la posizione a livello, come dicevo, nazionale è di primissimo piano, ma non solamente a livello di puri numeri, ma anche di risultati che in questi anni ci hanno confortato e hanno dato soprattutto una visibilità alle società, perché sono loro le vere protagoniste di tutto quanto il futsal veneto. Facciamo un attimo un bilancio, siamo ormai alla fine della stagione, il campionato di C1 è concluso, siamo già ai playoff, c'è la C2 in addirittura d'arrivo, i vari campionati giovanili, soddisfatto, qualcosa da migliorare in ottica futura? Beh, migliorarsi sempre, perché altrimenti, come si usa dire, la cima una volta conquistata vuol dire un raggiungimento di una meta. A noi per la cima vorrebbe dire migliorare alcune cose, farne delle altre, se ci è data la possibilità anche nei prossimi anni, e soprattutto se le società credono in questi nostri progetti, in questi nostri programmi. Così un primo bilancio, anche se quasi definitivo, di una stagione sportiva veneta è abbastanza soddisfacente. Le nostre società a livello poi regionale e poi anche a livello nazionale, per quelle che hanno avuto l'accesso nelle finali di Coppa Italia, si sono comportate in maniera decisamente sufficiente. Non parliamo poi di quelle che fanno il nazionale, quindi società di Serie B, di Serie 2, di Serie A e dell'A femminile, oltre a tutte le giovanili, Fenice e altre società che gareggeranno a breve nelle finali per i settori giovanili. Hai parlato di giovanili, allora facciamo un passetto in avanti, parliamo già di giugno. A giugno in terra lombarda, in occasione anche dell'Expo, ci saranno le finali nazionali per le regioni. Dunque il Veneto andrà lì con la Juniores e la femminile da campioni d'Italia in carica vanno a Milano per vincere lo scudetto tricolore. Andiamo a Milano per gareggiare, perché ripetersi in quello che è stato l'edizione della scorsa stagione del torneo delle regioni è una situazione molto difficile. Ripeto, partiamo sicuramente come società da battere, lo scudetto sulle maglie ce l'abbiamo noi, sia in campo femminile che in campo maschile, però ripetersi, lo sappiamo benissimo, è difficilissimo. Ogni anno cambiano gli atleti sia nel settore maschile che in quello femminile, quindi il raggiungimento è un traguardo. Abbiamo 2 titoli nazionali con il maschile, 2 finali, quindi 2 secondi posti sempre col settore maschile, un titolo femminile e non dimentichiamolo, abbiamo raggiunto un primo e un secondo posto a livello nazionale anche con la categoria giovanissimi. Allora in bocca al lupo a questi giovani, l'appuntamento dopo Milano con Antonio Perron, responsabile Calcio 5 Veneto. Allora ci siamo, il momento è particolare, voi tutti intanto un ringraziamento da parte di Francesco Di Chicco per gli amici del papà e idealmente col pensiero anche della mamma, anche se non è con noi ma sarà con noi per sempre, e ovviamente dei figli, siamo tutti qui in compagnia. Vedo le autorità riunite, per cui passeremo, come dire, ci presteremo dopo per i saluti e per i cerimoniali più laici. Adesso facciamo, come dire, un momento di silenzio, vi invito tutti per la preghiera e la benedizione del parroco che qui fa di fronte a voi, perché è giusto che sia ed è corretto che sia così, perché è noi che riceviamo la sua benedizione. Poi inviterò Francesco, inviterò la piccola con il vassoio per il taglio del nastro, per la cerimonia vera e propria per il rito del taglio del nastro, un piccolo spezzettamento che verrà tenuto a ricordo sicuramente da parte del sindaco, da parte del comandante, quindi siamo tutti, come dire, poi queste cose le faremo dopo con calma. Prima di tutti buonasera a tutti. Sono stato chiamato qui per benedire questo locale e per benedire tutti i clienti che verranno in questo locale. Dio Onnipotente e Eterno, manda dal cielo il tuo santo angelo custode
a benedire, proteggere, visitare e difendere tutti i clienti di questo ristorante. Per Cristo nostro Signore. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Ecco clienti, venite da Checco vi tratterà bene, venite, spenderete poco, spero un milione di soldi per portarli all'estero. Il migliore auspicio è sicuramente che con la sua famiglia tratterà bene tutti voi, tutti noi, come ha fatto e sta facendo da 20 anni, perché come dice il numero che ha posto sopra qui il portale d'ingresso, l'anno è veramente speciale. Nel ormai lontano, si potrebbe dire, 1995, in aprile, la ricorrenza è proprio precisa, puntuale, apriva Eurochecco, quindi già nel nome Checco l'aveva vista lunga, l'aveva vista da lontana, aveva capito che il protagonista dell'Europa era l'euro e lui ha chiamato il ristorante pizzeria Eurochecco. Invito Sindaco, Comandante, venite qui accanto, pronti? Prego, a voi. La forbice. Paolo, scusa. Allora, di solito è il sindaco che taglia il nastro, però se siete d'accordo io vorrei accompagnare il taglio del nastro, ma materialmente ci terrei che lo facessero due fioretti che abbiamo qui presenti oggi, e sono le due figlie di Francesco, perché sono chiamate secondo me a prendere magari il testimone, chissà che sia di buon auspicio, e allora se Checco è d'accordo io le accompagno e vorrei che loro insieme tagliassero il nastro per l'inaugurazione di questo locale. Siete disponibili? Allora ok, lascio il testimone a Paolo. Allora il vassoio lo tengo io, una mano per ciascuno sulla forbice. Pronti? Signori, benvenuti. Siamo appena entrati nel nuovo ristorante pizzeria Eurochecco. Ci fa ancora piacere ricordare come delle interessanti frasi costituiscono la pietra fondamentale della nuova elegante mise del locale, che poi avremo modo di farvi vedere nel dettaglio. Una delle targhe dedicate da questo locale è Dona a chi ami, agli altri per vocali, radici per tornare, insomma un auspicio meraviglioso. Noi siamo tornati, sentiremo adesso il signor Sindaco Cristian Bottaro, che è anche il Presidente dell'Unione dei Comuni del Campo San Pierege, che ci darà alcuni auspici, e poi mi pare di aver capito che l'assessore presente ha una sorpresa anche per Checco, perché per noi è Checco. Bene, allora innanzitutto un grande augurio all'amico Francesco Bucciarelli, che tutti noi chiamiamo Checco, perché i 20 anni sono un compleanno veramente speciale. Io ricordo i miei 20 anni, non è passato tantissimo tempo, però per quanto mi riguarda è stato veramente un anno di passaggio, perché da un periodo totalmente spensierato sono iniziati i primi impegni, la maturità, poi l'iscrizione all'università, ma da sindaco, parlando da sindaco, devo dire che non c'è giorno più bello di un giorno come questo, in cui festeggiamo il 20° di anniversario di un'attività del nostro comune, e questo è stato possibile grazie a tanto lavoro e tanta passione che Checco, insieme a tutta la sua famiglia, perché è praticamente un'impresa a conduzione familiare, ci ha messo nella sua attività. Ma c'è sicuramente un complimenti per il lavoro, ma c'è anche un grazie che mi sento di rivolgere a tutto l'ambiente dell'Eurochecco e a Francesco in prima persona per la grande generosità che ha mostrato in tutti questi 20 anni di lavoro a Villanova. E quindi veramente Checco, un grande grazie per tutto quello che hai fatto per la nostra comunità. Certe cose sono veramente state straordinarie, grazie veramente, e tanti auguri per altri 100 di questi giorni. Grazie, buonasera. Grazie. A nome dell'amministrazione consegniamo questa targa a Checco e alla sua famiglia. Le nostre più sincere congratulazioni per i 20 anni della vostra attività
per la generosità manifestata nel campo sociale e per essere da sempre esempio di ospitalità, cordialità e tradizione nel campo della ristorazione. La tua presenza qui nel nostro paese, nel nostro comune ci onora e ti facciamo i nostri più sinceri complimenti. Evviva Checco! Ed ora due grandi personaggi dello sport a livello internazionale. Per quanto riguarda l'Italia andiamo ad intervistare colei che ha fatto sognare gli azzurri alle Olimpiadi invernali di Sochi 2014, Arianna Fontana, atleta valtellinese che ad Asiago è stata premiata dal presidente del CONI Giovanni Malagò. E proprio in chiusura di questa puntata sentiamo le parole che il presidente Malagò ci ha detto in occasione della giornata di festa della Federazione Italiana Sport Ghiaccio andata in scena ad Asiago. Vediamo. Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem of Italy. Arianna Fontana qui ad Asiago, un premio importante, innanzitutto atleta dell'anno, credo faccia piacere, non è una medaglia, però è un riconoscimento importante altrettanto. Sono davvero contenta, soprattutto perché è stato abbastanza inaspettato, visto che la federazione non ha mai fatto nulla del genere, quindi sono davvero contenta e orgogliosa di questo premio e ringrazio davvero tanto la federazione. Un premio che diciamo hai conquistato grazie alla fatica, al sudore, alle medaglie vinte anche nelle ultime stagioni, nell'ultima stagione, insomma un anno per te molto importante dopo le Olimpiadi, ma anche insomma quello che è venuto dopo, non sono mancate le soddisfazioni. Sì, questa stagione è stata un po' diversa dalle altre perché appunto arrivo da un po' stagione dopo le Olimpiadi, quindi ho fatto cose diverse, mi sono allenata in modo diverso, ho provato alcune cose nuove e ha funzionato, quindi è andata bene. Ti ricordi ancora che cosa si fa nel tempo libero senza allenarsi? Adesso riesci a prenderti qualche attimo di pausa e a goderti queste vittorie? Sì, infatti adesso a fine aprile me ne vado in Florida in vacanza, quindi mi rilasserò, prenderò un po' di sole e poi ricarico insomma un po' le batterie. Presidente Malagò, l'hockey ghiaccio qui ad Asiago anche ieri ha portato una grande soddisfazione all'altopiano, è uno sport in Italia che sta cercando di emergere, di migliorare, adesso arrivano i mondiali e nel 2018 ci sono le Olimpiadi. A Sochi l'Italia dell'hockey non c'era, può partire anche da uno scudetto come è stato quello di Asiago, la rincorsa a conquistare l'appuntamento olimpico, la partecipazione dopo la partecipazione che è arrivata a Torino nel 2006 invece. Sì, lì erano Olimpiadi in casa, per cui c'era diciamo, un'opportunità. Grande finale, grande pubblico, quando si fa gara 7 molto equilibrio, complimenti ad Asiago, complimenti a Renaud Bolzano. E sì, perché insomma io credo che tutto questo movimento dello sport del ghiaccio è fondamentale, ovviamente la medaglia sullo short track, sulla start, sulla figura, sull'artistico, però insomma il movimento spesso si identifica con lo sport di squadra, questo è innegabile. Quindi bisogna fare di tutto per essere a Pyeongchang nel 2018 in Corea alle prossime Olimpiadi. Non è facile, però non è che siamo così lontani come ranking eccetera e poi devo dire che per Sochi l'abbiamo veramente lisciata proprio per pochissimo, quindi le aspettative ci sono e complimenti alle società che ieri hanno dato lustro a questo sport che è onestamente bellissimo. E non solo sport ghiaccio, non solo hockey ghiaccio nella Federazione Italiana Sport Ghiaccio, oggi questa giornata di festa, tanti campioni, davvero fa impressione vedere la qualità dello sport attraverso i volti, i sorrisi di questi ragazzi, di questi giovani che si allenano quotidianamente supportati da staff e quant'altro, insomma importanti giornate come queste. Sì, mi è piaciuto anche che si è dato un riconoscimento ai campioni del passato, devo dire la verità.
chi ha servito e onorato la bandiera italiana con un percorso di vita sportiva esemplare, con grandi risultati. Questo secondo me non bisogna mai dimenticarlo. C'era una bellissima atmosfera, cappellini da notte, Otarek Marchei, i ragazzi del Mastarte, Giovannini, Lollobrigida, ovviamente la gigante Arianna Fontana con tutto il gruppo delle staffettiste. Mi sembra che ci sono molte cose belle, molte luci, come tutti gli sport ovviamente, soprattutto quando sono tante le discipline. Ci sono anche criticità, ombre, però mi sembra che c'è una giusta determinazione per cercare il più possibile, perché nel tutto non si possa eliminare di avere un quadriennio davanti di risultati importanti. È tutto dunque anche per questa settimana con Giovedì Sport. Torniamo ovviamente puntuali sempre qui tra 7 giorni con ancora altre realtà importanti dello sport del nostro territorio. Alla prossima! Você sabe o valor do GT. Você tem a mão calejada. Você sabe fazer feijoada. Você vai lá toda molhada. Não tá nem aí pra dinheiro. Vem Maria, faz o pandeiro. Pra você tudo é pedreiro. In 30 secondi ti spiego come funziona Mercatino. Puoi esporre gratuitamente i tuoi oggetti in quanto vendita. Puoi incassare i soldi dal primo giorno del mese successivo alla vendita. Ti offriamo anche valutazioni gratuite a domicilio ed un servizio di trasporto veloce ed economico. Ehi! Da noi puoi acquistare scegliendo tra una vastissima gamma di oggetti, risparmiando tantissimo. Con Mercatino Franchising ci guadagni sempre.